Per tutte le culture, l'acqua è il simbolo della vita. Per le antiche civiltà era un elemento sacro e il suo valore era inestimabile. Essa è la fonte indispensabile per ogni pianta, ogni animale, ogni essere umano. Per tutta la sua storia, l'umanità le è debitrice. Nulla esiste senza l'acqua. La Convenzione globale per il diritto all'acqua afferma: il diritto all'acqua è un diritto fondamentale, universale e inalienabile per gli individui e le comunità ed è un criterio di giustizia sociale. Il 70% della superficie del nostro pianeta è composto di acqua, ma solo meno del 3% di essa è acqua dolce. Il 65% dell'acqua dolce è contenuta nei ghiacciai e nelle calotte polari. Il 34% nel suolo e nelle falde acquifere. Solo l'1% dell'acqua dolce è contenuta nei laghi e nei fiumi. Dunque l'acqua, pur essendo una risorsa naturale rinnovabile, è un bene limitato che va tutelato tramite la prevenzione dei rischi di inquinamento, i piani di rimedio e uno sfruttamento sostenibile. Tra i fattori di rischio ci sono i cambiamenti climatici, che determinano un progressivo aumento delle aree aride, lo sfruttamento incontrollato, che produce un depauperamento delle falde idriche, la pressione antropica, che implica un aumento dei rischi di contaminazione. L'industria e l'agricoltura consumano una enorme quantità di acqua. Per produrre 1 chilogrammo di patate sono necessari 500 litri d'acqua. Per 1 chilogrammo di pomodori, 180 litri. Per 1 chilogrammo di riso, 2380 litri. Per 1 litro di benzina sono necessari 10 litri d'acqua. Per 1 chilogrammo di carta, 100 litri. Per 1 chilogrammo di alluminio dobbiamo impiegare 100.000 litri d'acqua. In generale, si stima che oltre 1 miliardo di persone non abbia accesso alla quantità minima vitale di acqua. Nel 2025 la Terra ospiterà circa 8 miliardi di persone. La necessità idrica aumenterà del 20% e i 2/3 della popolazione mondiale vivranno in paesi che soffriranno di siccità e scarsità di risorse idriche. Nel mondo sviluppato, la quantità d'acqua disponibile per persona diminuirà del 30%.